L'assessore all'ambiente Serena De Perini ha fatto un breve resoconto sulla situazione West Nile nel territorio comunale, affermando che, al contrario di altri comuni di competenza del veneziano, Chioggia è un comune virtuoso. Lo dice sottovoce per scaramanzia, ma il fenomeno è, ora, sotto controllo. Tutte le caditoie e i tombini pubblici sono georeferenziati e monitorati dall'UST. L'ultimo report risale allo scorso venerdì, quando caditoie e tombini sono stati analizzati. In questi, ogni 20 giorni, il comune mette in pratica un'azione larvicida. Il territorio è altamente sotto la soglia giudicata critica. Il lavoro iniziato ad aprile di bonifica del territorio sta dando quindi i suoi frutti. L'assessore ricorda che chi ha nella propria proprietà caditoie e tombini può richiedere all'ufficio ambiente le pastiglie larvicida, che le rilascia gratuitamente.